Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come dico solito vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete già visto l'occasione, ci hanno ospitato gentilmente nel comune di San Vendemiano dove il Presidente della Regione Veneto settimanalmente viene a ricevere gli appuntamenti settimanali. Abbiamo parlato di Mose, abbiamo parlato di autonomia, abbiamo parlato di tante cose da chiedere, anzi a proposito, da quando Salvini ha detto meno sbarchi ci sono anche meno qui nel Veneto che arrivano. Visto che poi sono stati tolti dei siti come Bagnoli e tant'altro. Beh, insomma, a Salvini va riconosciuto il merito di aver dato intanto un'impostazione innovativa a quello che è la regimazione dei flussi migratori. Dopodiché c'è tanto dibattito, no? Ma Salvini è troppo rigoroso, ma Salvini è stato un ministro che impediva alla povera gente di scappare dalle loro terre, però il bilancio è che i morti in mare sono radicalmente calati, drasticamente calati. Questo dimostra che comunque un primo effetto lo si è avuto. Dopodiché è ovvio che queste non sono le uniche soluzioni, perché bisogna aiutarli a casa loro, perché bisogna fare in modo che i profughi veri, quelli che scappano dalla morte e dalla fame siano aiutati, ma questo noi l'abbiamo sempre detto. Però è pur vero che abbiamo cominciato a percepire l'Italia come un paese che ha dei confini. Qualcuno dice ma è un problema europeo, sì, è un problema europeo, peccato che l'Europa pensi che Lampedusa non sia il confine d'Europa ma sia il confine d'Italia e quindi siamo stati letteralmente lasciati soli. Salvini ha il merito di aver svuotato le basi, Bagnoli per dirne una, certo. È stata svuotata, allora io penso che debba essere riconosciuto che lui ha fatto un grande lavoro, c'è un dato di fatto, non lo dico sono meno in Veneto secondo lei o sono più controllati secondo lei? Ma guardi, intanto sono calati, perché comunque attività se n'è stata fatta. Adesso ovvio che in queste fasi invernali di barche ne arrivano poche o nulla. Si tratterà di capire con questo governo quale sarà l'atteggiamento quando saremo ad aprile, maggio. In maggio l'atteggiamento sarà a porte aperte per tutti, perché guardate che quelli che arrivano, avete visto, hanno tutti il telefonino, sono comunque informati e quindi sanno che adesso è cambiato il governo, è cambiato l'atteggiamento, perché ormai l'informazione è digitale, certo. E quindi si staranno già organizzando ad aprile, maggio, giugno, vedrete che bei sbarchi. A meno che non ci siano le votazioni. Se ci sono le votazioni, il digitale dirà guardate che sono tornati quelli di prima. Certo, senta, mi sono dimenticato prima di chiederlo, lei e Brugnaro avete chiesto 3 miliardi allo Stato per via dell'acqua alta, glieli danno oppure? Ma guardi, noi prima nel passaggio noi siamo fiduciosi, glielo dice uno che è stato ed è commissario di parecchi casini. Io sono commissario della grande alluvione che fra l'altro ha toccato ad esempio il Padovano in maniera importante. Non posso non dimenticare Casal Serugo per dire, no? Veggiano, insomma, carceri, insomma, cioè, tutto quello che è accaduto. Sono commissario di Vaia, quindi i boschi, 28.000 ettari di boschi a terra, sono commissario del terremoto, anche se non tutti i veneti se ne sono accorti, ma noi abbiamo avuto delle comunità che hanno avuto danni da terremoto, il terremoto dell'Emilia, la parte del Polesine. Adesso sono commissario anche di questa tragedia, tranne Venezia, dove ho voluto che fosse nominato commissario il sindaco di Venezia. Però si va avanti, noi abbiamo chiesto, e guardi, i presupposti ci sono tutti per avere i danni, cioè questi non sono danni inventati, penso che siano stati ampiamente quindi arriveranno? Spero proprio di sì. La Pedemontana come va? La Pedemontana va bene, nel senso che questo è il più grande cantiere oggi in opera in Italia. O meglio, è la più grande opera in cantiere oggi in Italia. 2 miliardi e 258 milioni di euro di opere. Sono 94 km e mezzo da Treviso Nord a Montecchio. Per spiegare ai cittadini, Montecchio significa che noi ci innestiamo sulla 4, l'autostrada che da Venezia va a Milano, e ci innestiamo dopo le gallerie. Direzione Milano, dopo le gallerie di Vicenza, lì è Montecchio, 94 km e mezzo più 68 km di strade di adduzione. Guardi, noi abbiamo inaugurato i primi 7 km, entro fine anno le annuncio che inaugureremo altri quindicina di chilometri, poi in primavera... Prima della fine di quest'anno, tra poco? Sì, poi in primavera ancora chilometri, contiamo di chiudere l'inaugurazione col 31 dicembre 2020, tutta aperta. Attualmente siamo cantierati al 70% del cantiere, non si vedono nastri d'asfalto e tanti dicono ma Zaia dice cazzate. No, io vi dico che le opere importanti le abbiamo fatte, sono quelle che non vedete, che sono i viadotti, che sono le gallerie. A fare un rilevato per asfaltare
non ci si impiega niente, ci sono 1800 lavoratori dentro nel Certo. cantiere. Lo so, arrivando qui prima in automobile a San Vendemiano, dico una cosa così per vedere l'efficienza del Veneto, ho visto già, abbiamo visto anzi con i ragazzi che sono venuti con me giù, i tecnici, abbiamo visto già i spargisale nel primo pomeriggio proprio per le strade, quindi vuol dire che c'è anche ovviamente C'è attenzione. guardare attenzione appunto per gli abitanti del Veneto. Perché c'è il problema del ghiaccio, no? C'è previsto un abbassamento delle temperature, per cui noi abbiamo anche con Veneto Strade l'attenzione a tutto quello che potrebbero essere le ghiacciate notturne su sti fondi che sono un po' In umidi. effetti me tecnici mi ha detto, ma come fanno a spargere il sale nel primo pomeriggio? Ho detto, beh, perché molto probabilmente prevedono, si presume che la sera si carica la temperatura e quindi già questo per salvaguardare ovviamente gli automobilisti, diciamo così, visto che era e quindi questo è Certo, ma una bella cosa, insomma. le dico anche di più, dal 2010, quando io sono entrato in regione come presidente, non ho ereditato un grande sistema collaudatissimo anche sul fronte previsionale, poi diciamo, in 10 anni si è evoluta anche la scienza e le tecnologie a disposizione. Oggi abbiamo dei sistemi di previsione, guardi, nessuno ci pensa, ormai è tutta normalità, ma vi rendete conto che abbiamo le maree in previsione un giorno prima e si sbaglia di 1 centimetro, 2 centimetri, 3 centimetri. Cioè voi capite che le previsioni ormai sono eccezionali. Del resto, una volta quando eravamo bimbi, nessuno andava in vacanza guardando meteo.it o guardando le previsioni. Si andava e speriamo che non piova, speriamo che domenica ci sia bel tempo, devo fare... Invece oggi... Oggi, ma questo pregiudica anche le nostre attività. Se c'è una settimana di previsione di brutto tempo, svuotiamo le spiagge d'estate. Cioè, questo delle volte qualcuno sgarra, sbaglia e si arrabbiano ovviamente. Sì, le spiagge sono vuote con il sole perché accade anche Però questo. succede anche questo. Però non sono le nostre previsioni. Senta, ovviamente adesso vado di qua e di là nei ragionamenti, però cosa ne pensa delle sardine? Anche a Padova c'erano 7-8 mila, a Rovigo lo stesso. Guardi, c'è un movimento davvero... se devo essere sincero, penso che le piazze siano, in un paese democratico, sono aperte a tutti. Non ci vedo nulla di scandaloso che ci vadano, le ho viste 1000 volte piene queste piazze, le ho viste piene con Grillo i primi tempi, le ho viste piene con altri partiti, le riempie il mio partito ancora oggi, e le riempiono loro. Oggi loro fanno notizia, sono novità, ma se andassimo ai comizi di Salvini sono piene tutte le piazze dove vai in giro per l'Italia. Ma sentono novità ragazzi giovani, insomma, senza un leader poi tra l'altro. Ma guardi, io penso una cosa, non do neanche la... perché Presidente, non è che questi movimenti siano perché sono come sempre insoddisfatti della politica nazionale, perché movimenti così importanti, indipendentemente sia la Lega, una volta i 5 Stelle, oggi questi, siano perché la politica non dà risposte ai cittadini come i cittadini si aspettano. Ma guardi, c'è stata una battuta che ho letto, no? Siamo l'unico paese dove si riempiono le piazze contro l'opposizione, non contro il governo. Vabbè, anche questa è una presa d'atto. Però oggettivamente, guardi, io dico, sono piene le piazze, cioè il mondo è aperto, hanno tutti una possibilità. Quando sono le tornate elettorali, cioè, hanno una grande opportunità, si candidano e provano a portare le loro idee come abbiamo fatto tutti, no? Io il mio partito non cambio idea, ma non sto neanche qui a tirare su polemiche, sinceramente io non ho nessuna preoccupazione, ma non perché penso che siano perdenti o vincono, perché penso che la piazza è libera, è per tutti. Però si devono rispettare delle regole, no? La buona educazione, il rispetto umano e il fatto di riconoscere quando si sbaglia. Però poi quando vedi in piazza con le sardine gente che ha pubblicato le foto mie dicendo che ero al Mose, allora mi domando se questi rappresentanti sono degni delle sardine oppure no. Certo, è stato chiaro. Senta, invece torniamo alla sanità e inizierei a parlare su pediatria di Padova, che anche lì è un tema lì che non riusciamo e non si riesce a sbrogliare questa matassa. Si farà, non si farà, l'intendenza le ha dato delle direttive che dà garanzie perché questo importante ospedale pediatrico venga costruito per via che delle mamme, dei bambini, insomma, perché la situazione non è sicuramente agevole a Padova. Ma guardi, io le dico questo, noi abbiamo stanziato in tempi non sospetti tutte le risorse per fare questo ospedale pediatrico nuovo, la pediatria di Padova. Sono decine di milioni di euro e già l'attesa di tempi per la progettazione. Dopodiché abbiamo fatto nel contempo un accordo col Comune di Padova per uno sviluppo che noi sul quale vogliamo investire, che è quello di fare il nuovo policlinico universitario. Quindi cosa consiste? Consiste che l'attuale policlinico verrà fondamentalmente in parte divorato, ci saranno delle demolizioni programmate quando sarà realizzato il nuovo policlinico a Padova Est.
Demolire parte degli edifici del vecchio Policlinico significherà liberare il Parco delle Mura, ridare dignità storica al sito archeologico che abbiamo, a tutto quello che è il contesto monumentale. In questo contesto c'è anche pediatria, che ricordo, pediatria non è che è un'opera realizzata ex novo su un prato, ma viene realizzata al posto di una delle demolizioni che abbiamo fatto. Certo. Quindi Bravo, alla sovrintendenza direi, guardate un attimo più in là, capite che alla fine di questo progetto, oggi stiamo parlando di un tassello del mosaico, quando sarà completato il mosaico avrete un policlinico che avrà ridotto i suoi edifici e l'impatto di cemento sulla parte monumentale della città, che è quella della Senta lì è pieno di siti archeologici e il Parco delle Mura. Dall'altro avremo la pediatria realizzata e porteremo fuori tutto. Pediatria per me ha delle priorità, la prima i bimbi, punto, i bimbi e le loro famiglie. Poi a me spiace la sovrintendenza, io non chiudo porte in faccia a nessuno. Se vogliono ragionare siamo qui, ma non esiste che in un ambito di discrezionalità quale hanno, perché se uno arriva a proporti le vetrate piuttosto che non vetrate, un colore piuttosto che l'altro, è necessario dire che c'è una discrezionalità che la legge attribuisce a loro e nell'ambito di discrezionalità cerchiamo di trovare con buon senso anche una soluzione. Di certo io non fermo i cantieri, di certo penso che sarebbe squallido e posso dire anche poco rispettoso far decidere un tribunale su sta diatriba, visto considerato che, ripeto, il palazzo, lo stabile che abbiamo demolito per far pediatria è sicuramente più brutto di quello che andiamo a realizzare. Punto. Ma perché ci sono questi problemi? A me lo dice. No, le chiedo perché Se avessimo l'autonomia anche sta roba l'avremmo risolta. certo, però succedono sempre queste cose dopo, mai prima, cioè anche qui perché non prima di abbattere la pneumologia nel dire guardate dovete costruirla così, colà, come Sì, dice... ma guardi, bisogna però capire una roba. C'è un ambito oltre il quale diventa discrezionalità pura. Io ho rispetto per il lavoro di tutti, anche del sovrintendente, però c'è un ambito oltre il quale la discrezionalità diventa pura. Allora, in un paese di diritto, la discrezionalità quanto deve pesare? Non c'è un manuale che dice la pediatria nel manuale dei beni culturali deve essere fatta così, però io lo dico, boh, bastava leggere. Ma allora discrezionalità è soggettiva? Beh, sa, qualcuno definisce buon gusto, senso del bello, ok. Allora io le faccio un esempio, no? Parliamo di un vicentino che si chiama Andrea Palladio. Andrea Palladio, oggi è ritenuto, l'opera di Palladio, che sono le ville palladiane, Certo. quello col colonnato, no? Che tutti vediamo, queste ville bianche col colonnato. Palladio è ritenuto da tutti, anche dalla sovrintendenza, il paesaggio veneto. Cioè, quando si dice villa palladiana è il paesaggio veneto, cioè il Veneto è la collina con la villa. Se oggi nascesse un architetto e si chiamasse Andrea Palladio e proponesse una villa di quel tipo su una collina in Tonsa, lo metterebbero in galera. Allora capisce che a questo punto dobbiamo capirci che cos'è il senso del gusto, dell'impatto ambientale. Io ho l'impressione che anche questo è frutto di una voler sempre togliere poteri alle amministrazioni. Qua hanno colpa anche i cittadini, perché poi con questa cultura che c'è sempre di dire che l'amministratore fa danni e bisogna fare in modo che siano altri a decidere per lui. Il sindaco di Padova in un'intervista ragiona perfettamente come lei, quindi è la sovrintendenza che vede le cose un po' diverse, perché il sindaco nel ragionare di pediatria dice le stesse cose che sta dicendo. Mi fa piacere, ma è buon quindi... senso questo. Io non cerco di sfidare la sovrintendenza dei beni culturali del Veneto, tantomeno il suo sovrintendente. Penso che dobbiamo dialogare. Però è pur vero che io non posso fermare un cantiere da milioni di euro perché qualcuno dice che però oggi è fermo. Bisogna fare le lastre così, le facciate di là. Cioè, guardi. Ecco, questo va anche a incidere sul nuovo ospedale, questa pediatria. Ma incide sulla qualità delle cure, che è la roba più grave, nel senso che noi abbiamo finalmente finanziato qualche anno fa tutta questa operazione. Finalmente stiamo parlando di un edificio nuovo per i bimbi, che sono bimbi malati gravi, sono bimbi che hanno la tosse, sono bimbi malati gravi, adesso cerchiamo di fare in modo che si realizzi l'opera. Ecco, vabbè, quindi staremo... Invece per quanto riguarda la sanità in Veneto funziona tutto bene, ci sono molti che ci chiamano durante le varie trasmissioni che dicono, ovviamente la sanità c'è chi dice che va bene, c'è chi dice che va meno bene, ecco, lei che ha il
in mano la situazione, com'è la situazione nella sanità in Veneto, in generale ovviamente, parlo nella carenza di medici, parlo nella carenza di infermieri, parlo nei tempi di attesa, insomma parlo di tutte le problematiche guardi, che la sanità comporta. io le dico questo, le dico che ho preso in mano questa regione nel 2010. Tanto sfattiamo una leggenda metropolitana, lo dico a tutti i cittadini che ci ascoltano, che magari quando capiterà che sono in un ospedale e qualcuno gli dirà, sai, Zaia non vuole assumere, Zaia ci sta licenziando, siamo sempre di meno, lo vi dico io quali sono i dati. Dal 2010 ad oggi sono aumentati gli infermieri in Veneto. Lo ripeto, dal 2010 ad oggi sono aumentati gli infermieri. Trovate qualcuno che venga a dirvi il contrario. Dal 2010 ad oggi sono aumentati gli OS, gli operatori sociosanitari. Dal 2010 ad oggi sono diminuiti di 700 unità su 54.000 dipendenti, 700 amministrativi. Dal 2010 ad oggi sono diminuiti di 250 i medici. Apriamo il tema medici. Nell'organico del Veneto oggi mancano 1.300 medici. Ne abbiamo 250 di meno del 2010, ma ne abbiamo 1.300 in meno rispetto a quelli che dovremmo avere. Perché non ce li abbiamo? Perché non si trovano medici. Cioè non si trovano medici assumibili, perché per lavorare in ospedale bisogna essere laureati in medicina e chirurgia, 6 anni, aver fatto un anno di abilitazione fa 7 e aver fatto altri 5 anni di specializzazione e fa 12. Allora lei capisce che se un medico non è specializzato, cioè non è pediatra, non è chirurgo, non è anestesista, neochirurgo, cardiochirurgo, non può lavorare in ospedale. Quindi noi capita che per la specialità dell'emergenza-urgenza, quindi pronto soccorso, mancano 315 medici in Veneto. Facciamo il concorso per 80 posti e siamo riusciti a assumerne 3. Lo dico ai cittadini per far capire che quando vi dicono manca medici è colpa di Zaia, voi dovete dire Zaia ha detto in TV, a TV7, questo dovete dire, ha detto in TV che hanno fatto un concorso per 80 posti e ne hanno assunti 3. Vuol dire che avevamo 80 contratti pronti e ne abbiamo firmati solo 3. Come mai? Perché in Italia mancano 56.000 medici, dei quali 1.300 in Veneto. Non ci sono medici. E allora anche il problema dell'università che non gli Ma guardi, il problema è quello delle borse di studio che non sono state tarate sulla fabbisogno. Borse di studio per farli diventare specializzati. Qualcuno può dire, sì, ma Zaia dice che mancano medici, poi dice che ne vuole assumere 500. Sì, ma non sono specializzati, sono medici semplici, definiamoli così, per far capire ai cittadini. Sono quelli che hanno fatto la scuola di 6 anni, medicina e chirurgia, e si sono abilitati. Cosa possono fare questi medici? La guardia medica, ad esempio. Io voglio invece assumerli per fare in modo che mi entrino nei pronto soccorso, nelle geriatrie, nelle medicine generali, a fare dei lavori di base, dei lavori che possono fare con tranquillità. Penso che se uno prende una smartellata sul dito e va in pronto soccorso, non gli serve l'iper specializzato che è abituato a affrontare infarti, ictus o altre robe, ma gli serve semplicemente... Però Presidente, è giusto nel ragionamento che fa, però oggi la situazione è questa, c'è una carenza di medici, gli ammalati sono molti ugualmente e chi li opera, chi li cura questi ammalati se mancano i medici? Cosa devono fare? È quello che le sto dicendo, ma non è colpa mia. No, certo, c'è la programmazione. Le ho detto, la soluzione nell'immediato è quella di portarne a casa almeno 500 di questi medici che non hanno la specialità, ma che comunque riescono a fare un lavoro di base liberando gli specialisti, perché questo è quello che possiamo fare. Nell'attesa poi di chiudere un bel accordo con l'università, facendo in modo che gli specializzandi, cioè il medico laureato, certo, che è già abilitato e che sta facendo la scuola di specialità, siano assumibili e riusciamo a portarli anche agli ultimi anni di scuola di specialità che è all'università all'interno delle corsie dell'ospedale. Prima di andare in pubblicità, è vero che poi i bravi scappano medici? Ma questo è un capitolo importante, magari glielo dico dopo la pubblicità. Allora andiamo in pubblicità tra poco.